In questo paese è accaduto qualcosa di raro, un incanto, una magia. La luce si è unita alla pietra, alle mani, alla cultura dell'uomo, al mare e alla natura. Ed ecco sono nati eventi unici che ancora oggi catturano e stupiscono. Il ridotto di San Piero. Così venne chiamato questo luogo dopo il passaggio di San Paolo nel 59 d.C. Ma qui esistevano già delle rovine antiche, forse un tempio dedicato ad Apollo, forse un sacello dedicato ad Asclepio, di cui si è ritrovata una scultura acefala, forse semplicemente un posto di guardia lungo la strada Elorina che congiungeva Siracusa a Camarina. Dopo fu solo Marsa Siclà, il porto di Scicli, il luogo più vicino a Malta e all'Africa. In questo luogo, al finire della lunga distesa sabbiosa, nei pressi di un pantano e di un ponte San Paolo, sorge una grande cattedrale che si confonde con l'ambiente, che respira il mare e che per il tempo, l'incuria e l'ignoranza dell'uomo rischia di sciogliersi come una statua di sale. La fornace penna che si affaccia sullo splendido mare di San Pieri e del Pisciotto è uno dei monumenti di archeologia industriale più importanti della provincia di Ragusa e nonostante l'incuria degli uomini e purtroppo il passare del tempo lo abbiano parzialmente rovinato, rimane ancora oggi una straordinaria testimonianza di un passato industriale, produttivo e non solo agricolo del nostro territorio. La storia di questo manufatto è una storia del Novecento, fa riferimento a una grande famiglia di proprietari e di nobili di Scicli, la famiglia Penna, che è una importante famiglia aristocratica che sin dal Cinquecento apparteneva al gruppo ristretto dell'aristocrazia della contea di Modica e in particolare tutto il territorio costiero che oggi corrisponde al Pisciotto San Pieri fino all'attuale Marina di Modica, l'antica Ciarciolo, erano di proprietà della famiglia Penna, che aveva anche distribuito i terreni adiacenti alla costa in enfiteusi a vigna. La fornace nasce in coincidenza col terremoto di Messina del 1908. Fra i tanti sfollati di quella tragedia, durante il terremoto di Messina morirono 60.000 persone, ci furono decine di migliaia di sfollati, arrivarono diverse persone da Messina, fra cui l'ingegnere Liparisi, che era un esperto nella costruzione di industrie di laterizi. Liparisi fu ricoverato all'ospedale di Scicli, conobbe la famiglia Penna e poi, fermandosi sul territorio, in un sopralluogo sul promontorio del Pisciotto San Pieri,
parlando col barone Guglielmo Penna, ebbe l'idea di poter realizzare un impianto industriale di laterizi. C'erano tutte le condizioni perché questo impianto industriale sorgesse lì dove poi nacque, perché c'era una rada, e c'è ancora una rada naturale straordinaria con fondali alti, non appena ci si inoltra, sul mare. C'è una sorgente d'acqua dolce che poteva alimentare il fabbisogno idrico e c'è anche una grande cava di argilla che ovviamente dava la possibilità di sfruttare questa materia prima. Non solo, ma la ferrovia per Noto-Siracusa era anche vicina, passava a poche centinaia di metri, insomma tutta una condizione per cui situare questo stabilimento in quel posto dava la possibilità del trasporto marittimo, del trasporto ferroviario, utilizzare una cava naturale di argilla e avere tutte le condizioni ideali per un impianto industriale. La famiglia Penna si mosse rapidamente e diede incarico a un tecnico di grande valore, l'ingegnere Ignazio Emmolo, e l'ingegnere Emmolo si mosse, realizzò il progetto dell'impianto industriale della fornace e i lavori cominciarono nel 1909 e lo stabilimento industriale entra in attività nel 1911. È uno stabilimento che ha macchinari di altissimo livello per quei tempi, un grande motore a gas Hoffman di ultimo tipo, laminatoi, montacarichi, tutto un sistema, impastatrici, frantumatrici, un sistema che lavorava l'argilla, la essiccava, la plasmava e poi si producevano questi coppi o queste tegole che erano molto richieste non solo sul mercato siciliano ma anche sul mercato maltese e nordafricano. Ci furono un po' di problemi, da quel poco che sappiamo, perché la prima guerra mondiale in parte interruppe la produzione, che poi riprese nel primo dopoguerra. Vi lavoravano circa 100 operai e quindi la produzione industriale andava molto bene. Naturalmente durante il fitto inverno non sempre si produsse, l'attività era di circa 200-240 giornate lavorative l'anno, ma insomma si tratta di un complesso industriale di prim'ordine e il lungo comignolo di oltre 40 metri che faceva da tiraggio del forno sta a dimostrare l'importanza dello stabilimento. Cosa successe? Non lo sappiamo perché la storia imprenditoriale della fornace purtroppo non è stata mai fatta. Sappiamo che la società Emmolo Penna nel 1924 è in difficoltà, tant'è che subentra all'antica ditta una nuova ditta, la ditta Polara di Modica, e nel 1924 essa prende in gestione la fornace. Per poco, perché il 30 gennaio del 1924 un terribile incendio distrugge questo splendido manufatto industriale. Come avvenne l'incendio? Poco sappiamo, probabilmente di origine dolosa.
certamente contribuì e fu irreparabile perdita l'avere costruito il solaio tetto della fornace in legno, che naturalmente diede poi alimento alle fiamme. Si salvò soltanto il grande motore Hoffmann, era un motore a gas, e insomma il terribile incendio del 1926 pone fine a questa attività, come dire, breve, perché poi la fornace ha funzionato sostanzialmente per 15 anni e da allora non si riprese più la produzione. L'ingegnere Emmolo fu colpito duramente nei suoi ricordi, insomma aveva una tristezza enorme ricordando l'incendio di questa sua opera. La famiglia Penna decise poi di investire soprattutto nella irrigazione e nella bonifica delle terre attorno alla fornace, le terre di Baia Samuele, dove oggi c'è un grande insediamento turistico, che furono irrigate, furono prosciugate le paludi, e fu sempre l'ingegnere Emmolo che lavorò con la famiglia Penna. Insomma, la storia della fornace è la storia di un grande tecnico, è la storia di una grande famiglia della nostra provincia, e testimonia questa straordinaria capacità di investire, di essere innovativi, di puntare non solo sull'agricoltura ma anche su una moderna società industriale, ragionando sull'industrializzazione ben più di 100 anni fa. Tutti noi abbiamo il dovere, dalla sovrintendenza al comune di Scicli, alla regione, di salvare questo reperto di archeologia industriale, perché si tratta ormai di un monumento fuso pienamente con l'ambiente, con il territorio, con le bellezze paesaggistiche di questo straordinario golfo di San Pieri Pisciotto. Abbiamo il dovere di conservare questa opera d'arte, anche se è un relitto di archeologia industriale, perché ormai fa parte del paesaggio, dell'immaginario collettivo di tutti noi, e l'interesse che i turisti mostrano per questo monumento di archeologia industriale ci dà la prova che esso va salvaguardato, difeso, conservato, valorizzato tra i beni culturali del nostro territorio. A mio avviso la fornace dovrebbe essere salvaguardata, restaurata con un restauro conservativo fondamentalmente, e utilizzata perché penso che sia un monumento a se stesso, insomma, cioè ci sono state tante ipotesi progettuali, insomma, di riuso, ma credo che sarebbe un errore utilizzare la fornace in un riuso alberghiero, ad esempio, perché ci sarebbe un elemento attrattivo che non riguarderebbe solamente la fornace, ma riguarderebbe anche tutto il contesto intorno, alterando notevolmente e irrimediabilmente quella immagine suggestiva. Ma questa sarebbe la mia idea, insomma, cioè per cui la vedrei in questo modo. Al limite potrebbe essere utilizzata come spazio da utilizzare eventualmente per qualche concerto, insomma, estivo, per qualche mostra di scultura, perché si presterebbe bene, ma tutto sommato già di per sé stesso la fornace ha una sua bellezza di per sé stessa. Ci sono due racconti, entrambi molto suggestivi sulla fine di questa esperienza. L'ingegnere Ignazio Emmolo, quando vide la fabbrica bruciare, esclamò un anatema che sembra aver avuto successo purtroppo nel corso di questi 90 anni.
Ignazio Emmolo disse: non una sola ora, non una sola lira per il Pisciotto. Il barone reagì in maniera opposta, disse: purtroppo hanno tolto il pane a 100 lavoratori, ma a me personalmente è come se avessero tolto un pelo dalla testa. I lavoratori della Fornace Penna, da un racconto fotografico di qualche anno fa pubblicato sul giornale di Scicli prima e poi sulla Sicilia, abbiamo scoperto che erano ragazzi, erano bambini, erano lavoratori molto, molto giovani che percepivano il loro salario in questa attività che era un'attività ad alta stagionalità. Nel corso dei decenni ci sono stati diversi tentativi di recupero della fornace, tutti andati a vuoto. I primi di recupero funzionale rispetto alla fabbrica vera e propria, cioè un tentativo di rimettere in funzione la fabbrica, poi negli ultimi 40 anni dei tentativi di uso a fine turistico o a fine culturale. Entrambi i tentativi sono andati a vuoto. Da parte della proprietà, in modo particolare, il tentativo di fare un albergo a 5 stelle dentro la fabbrica, un tentativo che ha trovato l'ostilità delle amministrazioni comunali e un atteggiamento alterno da parte della sovrintendenza ai beni culturali di Ragusa. E più di recente un tema posto dai gruppi culturali che è quello forse più confacente, cioè il tema della ruderizzazione del monumento, della sua messa in sicurezza, della sua preservazione. Grazie al commissario Montalbano la fabbrica, lo stabilimento bruciato, come viene chiamato a Scicli e San Pieri, è diventato famoso come la Mannara del commissario, il luogo in cui avvengono gli omicidi, i delitti più efferati, e per questo motivo la Fornace si è meritato un ulteriore vincolo, il vincolo apposto dalla regione siciliana per i luoghi del cinema in Sicilia. Questo vincolo si affianca a tutti gli altri: il vincolo che impedisce di costruire entro ai 150 metri dal mare, il vincolo paesaggistico, il vincolo monumentale, tutti vincoli che non sono serviti purtroppo a salvare il manufatto dai marosi, dall'azione del vento, dall'azione del tempo e dall'atteggiamento dei proprietari che non hanno provveduto alla messa in sicurezza, e in loro invece nessun ente pubblico ha fatto questa operazione pure necessaria. Vittorio Sgarbi ha detto che la Fornace Penna di Contrada Pisciotto a San Pieri è una basilica laica in riva al mare, proprio per significare il senso di sacralità e di grande pregio che questa architettura ha, che fa parte dello skyline della costa della provincia di Ragusa, come architettura emergente, come luogo facilmente identificabile, di grande suggestione anche romantica, che ha ispirato pittori, ha ispirato quadri, ha ispirato fotografi. Purtroppo, se oggi non si dovesse intervenire, se dovesse permanere questa condizione di inerzia permanente rispetto alla fabbrica, da qui a qualche anno non ci resteranno che le documentazioni fotografiche e televisive, ma non avremo più il manufatto e quello che questo manufatto rappresenta lungo 100 anni di storia. Di certo per tutti quelli che l'hanno conosciuta è e resta un luogo del cuore. La Fornace Penna ha una forma rettangolare e, così come è stata definita da alcuni storici, ha la forma di una cattedrale. È formata da 3 navate, una navata principale che è larga 25 metri e a sua volta è suddivisa in 2 zone: la zona della fornace dove avveniva la cottura dell'argilla, dei prodotti, dei manufatti che si producevano, che erano soprattutto tegole e mattoni,
e un'altra zona dove c'era tutta l'attrezzatura per la lavorazione dei prodotti. Lateralmente vi erano altre due navate molto strette. Queste due navate laterali erano soppalcate perché questi soppalchi venivano utilizzati per l'essiccazione dei prodotti, in quanto c'erano tutte quelle aperture di cui ancora oggi si ammira la struttura, servivano proprio a regolare la ventilazione per l'essiccazione dei prodotti, mentre i mattoni, che erano molto più grezzi e quindi più facilmente da fare essiccare, venivano fatti essiccare nella zona a sud, che c'era un'area di circa 10.000 metri quadrati di terreno su cui erano disposti come dei binari, dei manufatti in cemento, dove venivano appoggiati i mattoni per l'essiccazione. Questi finti binari servivano anche per fare scorrere i carrelli e caricare le navi che si trovavano, che attraccavano a sud della fornace stessa. Mentre al nord della fornace vi era tutta una zona dedicata a personale, uffici e personale, ci sono delle strutture limitrofe e una vasta area di circa 6.000 metri quadrati, come dicevo, destinata ai servizi. L'argilla veniva utilizzata, quella della cava, proprio nell'immediata vicinanza, era un'argilla molto liquida, infatti conteneva molta acqua, per questo era delicata la fase di essiccazione, perché bisognava fare evaporare tutta l'acqua che l'argilla conteneva. A sud dello stabilimento, nella parte dove appunto venivano posti ad asciugare, ad essiccare i mattoni, in un'area di, come dicevo prima, di 10.000 metri quadrati, era disposta una ciminiera alta 41 metri che serviva proprio per alimentare la fornace Hoffmann. La fornace Hoffmann è posta all'interno dello stabilimento nella parte ad est, nella parte più larga, veniva alimentata questa fornace Hoffmann veniva alimentata da 16 camere che avevano una larghezza di 5 metri per 3,50 ed alte 2,80 metri. Ogni camera di queste 16 camere riusciva a contenere durante la cottura fino a 10.000 pezzi. Questi 10.000 pezzi che attraverso un cunicolo venivano trasportati proprio sempre a sud, dove esistevano 2 camere e venivano depositate in attesa di portarle nelle navi che un po' più a sud attraccavano. Le ragioni di questo incendio possono essere di assicurazione, ma soprattutto furono anche di uno scherzo che sicuramente andò a finire male, dato i venti forti che ispiravano in quel momento, e così rimase da quel tempo del 24 ancora oggi, che con gli anni che sono passati è andato deteriorandosi sempre di più. La famiglia Penna e i suoi eredi anche, credo che siano 16-20 persone ormai oggi gli eredi, compresi l'ingegnere, perché anche l'ingegnere Emmolo che costruì e che progettò questa fornace assieme ad altre cose su Scicli, credo che siano anche loro in parte azionaria di questa fabbrica. Solo che questi privati non hanno mai fatto nulla nel corso di questi decenni e che quindi le intemperie e le varie cose di fronte al mare che hanno fatto cadere il frontespizio o tanti altri, le ultime arcate per esempio cadute sono quelle del tornado del 2 marzo di 2 anni fa, nel 2012, e che mancano adesso 6 arcate ancora. Solo che tutta la pietra che è caduta, anche della ciminiera, sono tutte là. Quindi
Si tratta anche di materiale nostro locale, della pietra viva famosa di una volta, dei Munassecco, che potrebbero benissimo rimettere su se volessero, compresa la sovrintendenza. Ovviamente con tutto quello che si diceva di questa fornace, con tutto quello che è avvenuto dall'incendio in poi, non possiamo altro che rimanere così, quasi inermi noi comuni mortali, a vedere che nessuno dà una mano per poter rendere più fruibile e quindi più godibile un territorio che ha una bellezza naturalistica e paesaggistica di notevole importanza. In un paesaggio unico al mondo, questa splendida cattedrale che si affaccia sul Mediterraneo, protetta da viti, carrubi, ulivi e circondata dalle città barocche del Val di Noto, potrebbe tornare a nuova vita e diventare punto di riferimento per gli artisti di tutto il mondo. Un parco mediterraneo delle arti e della cultura che non può fare a meno dell'entusiasmo di semplici cittadini come noi, disposti da subito a mettere un mattone per ricostruire l'antico sito e farne simbolo del territorio ibleo e della comunità internazionale.